come si faceva a trovare la musica, no? A quel tempo, quando non c'era internet, non c'era molti canali di là della radio, cioè un DJ cosa faceva per cercare la musica? Dove andava a sbattere la testa? Come si informava? Dove trovava i titoli Allora, da acquistare? sì, tu hai nominato qui a Conegliano il Match Music. Io ho un amico, tra l'altro, che saluto, Francesco, non so se ci segue o ci seguirà magari la registrazione, che lui aveva l'anteprima a Ponte di Piave Ok. e praticamente i primi dischi li ho presi lì e fondamentalmente tu dovevi diventare confidente del negoziante, no? Diventare un po' amico, perché chiaramente i dischi più belli andavano ai top DJ e tu che eri nessuno, praticamente dovevi star lì ogni giorno a cercare di dire no, dai, mettimela via una copia. Anche perché erano copie limitate, cioè Arrivavano non pochissime c'erano. copie, no? E tra l'altro sta cosa mi collego al fatto che una leggenda come Claudio Cocoluto si dice che girasse tutti i negozi di Roma o comunque e prendeva 3-4 copie dello stesso disco per averlo solo lui, per suonarlo solo lui. Questo era un po' perché all'epoca non c'era tutta questa condivisione, non c'era la possibilità come adesso che tu se non scarichi oggi un brano lo scarichi domani e va bene. Quindi ricollegandomi al discorso dei negozi, bisognava che star lì, spulciare, però allo stesso tempo, secondo me, questo tu quando ti manca una cosa ti ingegni e quindi si cercava di trovare magari dei dischi che non erano proprio diciamo la prima scelta, però erano la seconda scelta che però poteva essere inserita in un tuo set e quindi facevi di necessità virtù praticamente, quindi riuscivi a tirare fuori magari delle chicchette, delle B-side, no? E con quelle poi ti facevi la tua cassettina, la davi agli amici e ti creavi la tua musica. Oppure la facevi per portarla come demo Sì, a dei club dove a rompere le magari... balle, sì, 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 esatto, esatto. Questo era... Quindi sostanzialmente c'erano pochi punti dove poter andare a cercare i dischi, infatti i top DJ dell'epoca andavano all'estero, prendevano gli aerei, andavano a Londra, tantissimo, era gettonatissimo a Londra, oppure andavano appunto ad Amsterdam, eccetera. Berlino nei primi anni 90 non era così come è conosciuta Berlino adesso, e quindi giravano insomma, per cercare dischi. Chiaramente le possibilità diciamo, per chiunque vuole fruire di musica doveva andare nei vari negozi specializzati di musica, di mix per DJ e lì stavi ore ad ascoltare, però non era detto che ti trovavi la copia. Assolutamente. Poi una volta c'erano addirittura le discoteche che compravano i dischi Sì. proprio per tenerli Sì. all'interno del club, quindi era proprio un mondo completamente diverso. Quindi quegli anni lì c'era la radio, Le cassette, c'erano le cassettine, cassette, e quello. c'erano i negozi specializzati, i Sì. primi programmi TV, non c'era internet No, e poi c'era tanto assolutamente. passaparola. Sì, Questi sì, erano sì. i medium più utilizzati, ecco, per scovare tracce, scoprire dischi, Assolutamente, assolutamente. labels. Assolutamente.